Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Una forte instabilità temporalesca ha interessato non solo le regioni del nord-ovest ma anche il Veneto, apportando diversi accumuli di pioggia notevoli soprattutto sulle alte pianure, sulle pedemontane e sulle prealpi, con locali grandinate di piccole dimensioni proprio per l'ingresso d'aria fredda in quota, in contrasto con i valori termici miti al suolo. Nei prossimi giorni possiamo notare dalla grafica l'approfondimento di una depressione sull'Europa occidentale, mentre ancora locali instabilità potrà interessare le zone prealpine e soprattutto le zone centro-orientali. E infatti possiamo notare dalla grafica come l'allontanamento della depressione nel corso della giornata di giovedì interesserà la Grecia, si sposterà sui Balcani, una piccola saccatura fredda che riuscirà, in contrasto con il caldo nella giornata di giovedì, a provocare qualche fenomeno sulle aree prealpine e soprattutto quindi il Triveneto sul nord-est. Condizioni molto dinamiche, come vedete, sull'Europa occidentale, dove andrà ad approfondirsi una profonda saccatura sull'Oceano Atlantico che riuscirà poi ad interessare gran parte dell'Europa centro-occidentale, mentre rimarrà stabile la situazione sulla Scandinavia proprio per lo stazionamento di questo anticiclone, che determinerà quindi il passaggio di più fronti a partire dalla giornata di venerdì. Infatti proprio tra venerdì e sabato mattina transiterà un veloce fronte che porterà forti temporali anche sulla Sardegna, lungo il versante tirrenico soprattutto e sul centro-nord, un veloce fronte che lascerà spazio a un miglioramento nella giornata di sabato, prima di far giungere verso la nostra penisola da nord-ovest e sulla Sardegna un nuovo impulso instabile, questa volta molto più intenso, con maltempo incisivo su tutte le regioni settentrionali, sul medio-alto versante tirrenico, dove la neve riuscirà a cadere tra gli 800 e i 1000 metri sulle Alpi, sulle prealpi, mentre a quote un po' più elevate sull'Appennino tra i 1100-1300 metri di quota. E notiamo infatti questa notevole espansione del vortice che andrà poi approfondendosi nel corso dei giorni successivi verso l'Europa centrale e interesserà quindi ancora l'Italia, con tanta variabilità e quindi ancora tanta dinamicità atmosferica. Non cessa quindi l'instabilità, non cessa quindi il clima dalle caratteristiche simili autunnali a portare quindi tanta instabilità, tante piogge soprattutto sulle regioni settentrionali. Infatti possiamo notare dalla grafica, come vedete, l'arrivo di questo primo fronte instabile per l'approfondimento della saccatura sull'Oceano Atlantico. Questa saccatura riuscirà ad intervenire proprio dalla serata di venerdì, portando i primi rovesci temporali sul Mar Tirreno e sull'estremo nord-ovest, e poi dalla nottata e le prime ore della mattinata di sabato riusciranno a portare delle piogge e dei rovesci più incisivi, come vedete, sul medio-basso Tirreno e anche sul nord-est, con nevicate qui sotto i 1000 metri di quota. L'approfondimento, come vedete, di questa saccatura continuerà ad intervenire e a far transitare verso l'Italia nuovi impulsi instabili. Ecco, infatti dalla nottata di domenica giungerà una nuova perturbazione, questa volta una perturbazione vera e propria che porterà forte maltempo, dapprima come sempre al nord-ovest, con accumuli di pioggia ancora possibili oltre i 100 mm, con nevicate ancora oltre gli 800 metri di quota lungo tutto il versante alpino, e poi questa perturbazione si estenderà, come vedete, lungo tutto il medio-alto Tirreno, su tutte le regioni settentrionali, soprattutto poi dalla mattinata di domenica al nord-est, apportando accumuli anche qui abbondanti, picchi oltre 60 mm di pioggia sulle pianure, e poi insomma sulle Alpi, sulle prealpi, le nevicate saranno sempre tra gli 800 e i 1100 metri di quota. Continueranno le piogge comunque ancora nella giornata di domenica, qualche rovescio continuerà a presentarsi, come vedete, sulla Val Padana, ancora
ancora una volta sulla Sardegna, sul medio-basso Tirreno. La perturbazione, come vedete, transiterà poi sui Balcani, si allontanerà gradualmente per poi lasciare spazio a schiarite dalla serata e alla giornata di lunedì, che potrebbe presentarsi un po' più stabile prima dell'arrivo di una nuova perturbazione e formazione di nuovi rovesci che saranno locali nella giornata di lunedì, interesseranno soprattutto lungo le coste, soprattutto il centro-sud, la Sicilia, e poi questa saccatura che si situerà sul centro Europa riuscirà a provocare nuovi rovesci, seppur sparsi e locali, soprattutto al centro-sud, sulle due isole maggiori, e un vortice probabilmente sui Balcani. Una tendenza questa che però deve essere ancora confermata. Vi invitiamo di conseguenza a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.